Agata, ti voglio bene! Ciao Simona! Io vi saluto stasera e vi ringrazio tutti. Volevo chiamare insieme a me Nino Marti per ringraziare il nostro pubblico che veramente ha partecipato. Un applauso a Gigi Celeste che ha sposato questa causa. Noi ogni anno facciamo questa cosa per aiutare appunto questi bambini, queste famiglie. Questa famiglia soprattutto. Ed è una cosa, un impegno che ci siamo presi, quindi lo porteremo avanti per tanti anni se il pubblico nostro ce lo permette. Noi cerchiamo di fare il possibile per regalare un sorriso a qualcuno magari che non ce la può fare. È vero, ed è proprio per questo che
adesso Mary inviterà anche coloro che poi testimonieranno quello che noi abbiamo fatto già a partire da ieri. Sì. Esatto, quindi vogliamo sul palco i due rappresentanti degli oratori, il signor Carmelo Deodato per quanto riguarda l'oratorio San Filippo Neri e Don Tonino invece per l'oratorio delle Salette. Eccolo. Eccoli, se ne sono io? No, Dai, smettere, che sei non lo sapevo io. Questo lo facciamo vedere, sono due scatoli pieni di giocattoli, Ecco. donati da Ciccio Giocattoli. Ragazzi, questi sono i vostri, li riportate all'oratorio e ognuno di voi si sceglie quello che più vi piace. Quello è pieno anche di giocattoli. Sono di più a condannare qualche altro bambino che... va bene, dopo... Grazie a Ciccio Giocattoli per aver... Queste sono le tazzine, Mario. Dove è Mario Parise? Mario, non mi dispiace, non te lo posso dare, questi sono dei bambini. No, Nino mi dice a me che sono pagliola, ma poi in realtà lui si sta divertendo di più. Però devo vedere una cosa, la gente ha pagato per sentirci cantare. Sì, ho capito, però i giocattoli... Diamo quello che la gente si aspetta. Ah, certo. Ok. Va bene? Va bene, credo che Questi abbiamo sono i fatto... vostri No, dobbiamo fare l'ultima cosa. Dimmi. Ah, è vero, c'è una notizia triste stasera. Sì, i giocattoli se li possiamo riportare, Sonny, ci date una mano? Ecco, Sonny vieni a prendere questi. Grazie ai bambini, adesso tra poco andate dietro e ve li scegliete. andate di là e vi scegliete quello che volete. Ok. Andate di là. Prego. Stasera prima di continuare dobbiamo consegnare una targa, Sì. perché un pezzo di musica, di storia, un pezzo di noi, stasera suonerà per l'ultima volta nel mondo della canzone napoletana. Finalmente. Come finalmente? Questa cosa mi Sei rattrista felice di questa cosa? tantissimo. Cioè, mi devo dire che il cuore Puoi entrare nel pensiero? Puoi entrare, dov'è la cosa da dare? La cosa da dare. La cosa da dare, una cosa che Stasera casa a casa. Eleonora, che... Eccolo qua, Ok. l'ho regalato anche, ecco. Dov'è il signor Gaetano Cosentino Vieni qua, Zorro? Zorrino. Questa cosa non me la puoi fare. Ora a me chi me lo Zorro dice? ha deciso di abbandonare il campo. Ora a me chi me lo dice che quanto è bella? Io come faccio senza il mio Zorrino? Vieni Gaetano, con molta nonchalance. Noi ti ringraziamo, agenzia Magic Music e Blue Music, a Gaetano Cosentino Zorro, con gratitudine per il suo lavoro di musicista svolto con professionalità nel mondo della canzone napoletana. Grazie maestro. Non sei sicuro? Io mi volevo concedere e credo che l'occasione più bella di questa sera non la potevo trovare, perciò ringrazio questi due splendidi persone, uno perché lo amo, un altro perché lo stimo tantissimo, ma ringrazio tutti voi che mi avete fatto crescere. Il nostro Zorro. Grande Zorro. Ok, noi salutiamo, diciamo, liberiamo. Grazie a Don Tonino. Eccomi qua. Visto che si è fatto tardi, voglio iniziare con un collage di alcuni miei successi. Non
bandiera d'argento, esco volando in benda, stanno la vita la bandiera, che mio padre vicino alla amo quando sto nella che le madre della mamma, dove non le ho preso triste, figlia mia da
Ok. Che? Ti scrivete penso? Ma non ci sei dopo lo facciamo con Gianni, da solo la posso fare. Facciamo di scrivete penso, dai, accontentiamo, come ti chiami? Sonia? Ok. Io la voglio dedicare a due miei amici che sono qui in prima, seconda, terza fila, Fabio. Quindi è simpaticonanza, perché la conosco da bambina e questa ve la dedico anche perché so che siete in dolce attesa e ve la dedico. Facciamo un applauso ai miei amici. Passo i giorni a pensare
grazie. Grazie, grazie. C'è una canzone che voglio dedicare. Ma ogni tanto mi sembri, sai, ci sono i computer, vanno in stand by ogni tanto, devono muovere il mouse. Maestro, come mai sei un po'... c'è qualcosa che non va? Sono rimasto allibbato. Allibito casomai, no allibato. Perché è un suo gergo. Questa canzone me lo dovete permettere. Di solito so che la richiedete sempre su Bella Radio e fate le vostre richieste, ma questa sera la dedico a mia moglie, dov'è? Qua. E
Aprici, aprici. Hanno suonato. Non era il campanello? Come bellissimo, ti è piaciuto? Beh, adesso per la gioia del maestro Zorro, maestro, quello che abbiamo provato oggi pomeriggio, dai. Vabbè, l'Alzheimer, giustamente. Per questo sta lasciando, avete capito? Dai, che la sai tutta, te la ricorderai. Ti ho dato una bustina prima, un'aspirina. Dove vai? Aspetta, che un attimo. Come? Ah sì, falla iniziare, maestro, non ci sono problemi per lui, va? Un applauso a Zorro, facciamo un applauso. Bravo Zorro! È come la Nutella. Un attimo, l'asta fa importante certe volte. Ecco. Ridassa casa ma è la felicità.
ma non bello, por mio, che non si gira, si chiama bene, bene sincero, si chiama Grazie. Che ho fatto? Vabbè, che ci fa? Grazie. Senti, Gianni Celeste, vieni qua. Eccomi. Vieni qua. Senti, c'è stato qua un gruppetto di cori. Dice, la canti non ci sei. Ho detto, da solo non la posso cantare. Certo. Quindi? Cosa facciamo? Se vuoi, come ci dobbiamo comportare? Aspetta, questi sono i 20 euro devo dare al Zorro. Allora, maestro, facciamo non ci sei, dopo magari facciamo anche proprio. Certo! Vai ragazzo, un applauso a Gianni Celeste! Rino Marchi, colui che ha scritto questo brano. Sei stato romantico. Io l'ho scritto e se l'hai cantato. Stare insieme e poi lasciarsi mi fa veramente male. Proverò a fermare il cuore, cancellare quei ricordi, incontrarsi e non parlarsi, restare male, non curarsi e distruggere la vita per non dire più è finita. Che mi illudevo sempre più, non capivo che sbagliavo e tu decisa nella scelta tua, mi hai ferito e ancora penso quel tuo viso non c'è più oramai, non potrei dimenticare, sai, che l'amore mi sta non ci sei, incontrarsi e poi lasciarsi, delusioni già rimaste, che mi resta della vita se non mi sei più vicina. Io che mi illudevo sempre più, non capivo che sbagliavo.
Grazie. Ancora un brano, diamo il tempo al bassista di cambiare il basso. Scusa, devi cambiare il basso? Quindi è il mio momento, no? Quello basso vengo io. Non sono io, scusa. No, tu non sei il basso, sei il nano, è diverso. Grazie, sei stato elegante, era meglio che non entravo, già adesso stai pulito. Ci siamo ragazzi? Con comodo, eh? Con calma, tranquillo, il tempo c'è. Aiutate bene? Sì. Sai, ho scritto una canzone poco fa. Sono amico per te, ti confido con me, tu pozzo te la dici che non fate per me, ma devi essere, non sono per te, che mi sta come con me, facciamo una sai, io non cacciamo la mia. Non so proprio che fare ieri sera è vero, ma me non devo vestire, mi ha bussato da poco, fatta sedere, mi parlava di te. Ogni anno cercava di abbracciarmi, che scemo pensavo di calmare, e se l'hanno sentito sul mio corpo, lo fa ancora con me. Schiaffo non mi manca mia, la gente che mi mia, hai capito con me, il tuo amore, rimane conmigo. Se non lo sentito sul mio corpo, lo fa pure con te. Uno schiaffo e non mi manca mia, la gente che mi vorrà, hai capito con me, il tuo cuore, il tuo amico. O quando sei la verità, lascio decidere a te, ma dice tutto per me, non sa c'è chi lo faccia fare. E l'amico mio, grazie. Ci tocca un attimo. Ci siamo? Stasera già provato tutta l'intimità, non tenga manche soldi per una stanza sai, davvero se sarà quell'auto di Panama. Ma stai bene schermo, ma stai fatto, ma stai facendo male, non ci faccio più.
vede che sei, fammi resta passeggero e lascia stare il trucco, non è poi tanto urgente. Ma stai non venga a sfida, ma stai parlando, ma stai facendo la moda, non ce la faccio più, le mani nel tuo seno, ma accompagnato, non mi lascia. Ma sperato da sole senza spiegazioni, ma per cominciare a forza sai quante emozioni, se niente non so faccio, non parlo, non mi lascia. Senza spiegazioni, come cominciamo forza, sai quante emozioni, e che non so faccio con mano male, ma mi lascia, ma mi lascia, ma mi lascia. Grazie. Maria Ericchi. Tu. Grazie.
grazie. Ci siamo ragazzi? Sì. Volevo chiudere questo mio intervento con un brano che ho scritto, registrato nell'85, lo voglio dedicare a tutti voi. Senza sapere dove andare, cosa fare non ho conosciuto te, senza mai Grazie Pierino, salutiamo questo meraviglioso pubblico con una brava che facciamo insieme. No, lo posso scegliere io? Come no? Dai, non avere paura, tu Va bene, sai, vai. io non ti faccio mai tra bocchetti. Va bene, vai. A me piace tanto. Ecco. Ah? No, a me piace questa qua. Ora l'ascoltate. Ha fatto scegliere a lui. Io ho scelto io. Vai. Emma,
io so che tu mi vuoi bene, non mi vuoi odiare. No, dobbiamo fare una cosa bella che abbiamo fatto 2 anni fa. Aspetta, Calogero! Vedi, Calogero è velocissimo. Vieni, Calogero! Vieni. Devo fare una cosa con Gianni Celeste, per forza. Sei pronto? Oh, mi piace come la fai, è bello, e io lo voglio sentire, voglio fare di nuovo. Sol! No, dammi solo l'accordo, è iniziato.
questa io la dedico a mia moglie e tu sicuramente la dedicherai a tua moglie. Già doveva così vincere che capire chiocchiare la neve aspettare che mani in mani cadrebbe per me io mi accorgo che ancora si bene e tu guardo con voce sincera e chi muore in tutta la vita ha potuto tradire ancora così tutte e due avremmo lontano cose sole e poi ci avremmo parlato e io con te riceve grazie a te questa realtà tutte e due avremmo consumato questi minuti pure momenti per le stesse donne a guardare che vola vedere ci porterà senza pensare l'istante ci una lascia mi vorrendo io mi immagino insieme con te a signore bene con mano ma dice canta ma dice tutte e due avremmo e poi ci avremmo parlato io più contento riceve grazie a te questa realtà tutte e due avremmo consumato questi minuti volevo vedere le stesse mezz'ore ancora che vola vita ci porterà senza pensare l'istante ci e la prossima noi che dire grazie per il vostro intervento ci vediamo l'anno prossimo sicuramente Io, prima che noi andiamo, volevo fare un grande ringraziamento, soprattutto al pubblico che è venuto e vi aspettiamo l'anno prossimo. attenzione però ho dimenticato una cosa importante Sì, da parte mia e da parte tua ringraziamo i musicisti che anche loro soprattutto. non hanno preso soldi stasera, sono qui anche loro in virtù di beneficenza, quindi è giusto che lo diciamo. Poi dobbiamo dire un'altra cosa, che vedi quando le cose sono spontanee o perlomeno sono fatte di cuore, poi anche chi è stato protagonista se lo leva dalla testa perché è una cosa fatta di cuore. Ringraziamo Bella Radio che ha sponsorizzato anche loro questa nostra serata, quindi grazie a tutta la famiglia di Bella Radio e a Bel Milano che stasera ha presentato, tra poco la invitiamo qui sul palco, e volevo ringraziare anche il consigliere Carmelo Coppolino che anche lui quest'anno è stato presente, anche se non è venuto, ma c'è stato, lo ha dimostrato e anche lui ci ha dato una mano, quindi evviva la politica quando è sincera e vera. Di tutto il resto non ce ne frega niente, anche perché si dice aiutati che Dio ti aiuta, se aspettiamo i politici campa cavallo che Nino Marchi cresce e quindi è impossibile. Stasera doveva essere qui con noi un altro amico nostro che io lo voglio bene perché sì, lo so, me l'hanno detto, ma niente, si droga ancora, non ha smesso. E lui perché sta venendo adesso in ritardo? Perché era a fare un'altra festa, però
i gesti si vedono quando sono fatti dal cuore, anche se tardi, anche se a fine serata, lui è venuto. Un applauso al nostro amico Nico Pandetta che è venuto. Grande Nico Pandetta. È stato, vieni,